every culture and every heritage is important, but if we don't offer them the space and the place when they can show their culture, they don't have places, because they can show at work, they can show in the city, but the museum, I think, is the best place for them to integrate in the community. Qui altrove, Migrazioni d'oggi in Friuli è un podcast del Museo Etnografico del Friuli, della rete dei civici musei di Udine. In ogni puntata racconteremo insieme ad esperti, professionisti e testimoni storie di migrazioni che hanno coinvolto e coinvolgono ancora oggi il Friuli Venezia Giulia. Sarà un viaggio tra vite, storie e voci di chi parte e chi arriva, ma anche di chi queste ha deciso di ascoltarle e di renderle note, e di chi ancora oggi le mantiene vive, affinché non vengano dimenticate. Io sono Rachele e oggi parleremo insieme ad Andrea Iasco, Project Manager del progetto europeo Pilot, del ruolo attivo che i musei possono avere nell'accoglienza e nell'integrazione. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Iasco, coordinatrice e project manager per il Museo Etnografico della Transilvania del progetto Pilot, un progetto europeo volto a trovare una formula adeguata all'insegnamento integrato delle lingue straniere e della cultura e della storia della regione attraverso il patrimonio materiale e immateriale. Good morning, Andrea, and thank you for being with us today. Good morning. It's both an honor and a responsibility to speak today about the role of the museum. Buongiorno, è un onore e allo stesso tempo una responsabilità parlare oggi del ruolo dei musei nel patrimonio culturale e nell'apprendimento delle lingue. Grazie a lei per partecipare a questo podcast. Potrebbe dirci qualcosa in più sul progetto Pilot e di cosa si sta occupando attualmente? What you are doing right now? Since last year we start a A partire project dall'anno scorso abbiamo avviato un progetto che promuove opportunità di apprendimento linguistico inclusive attraverso la cultura locale e il patrimonio culturale, rivolto a studenti con un background di rifugiati e migranti. Si tratta di un nome piuttosto lungo per un progetto, quindi lo abbiamo chiamato Pilot, e noi, io e gli altri musei coinvolti in questo progetto, il Museo di Varsavia e il Capofila. Abbiamo anche Stazione Utopia di Firenze in Italia, Centrum Democratic della Repubblica Ceca e una scuola di lingue del Lussemburgo. Quindi in qualche modo facciamo una ricerca su come i migranti e i rifugiati abbiano bisogno di imparare la lingua, le lingue dei paesi locali, le lingue dei paesi di adozione, ma in un modo non formale, perché sappiamo che in ogni paese l'apprendimento formale delle lingue avviene nelle scuole o in altri luoghi accreditati. Ma in qualche modo abbiamo capito che hanno bisogno di un luogo dove incontrarsi, un luogo accogliente, legato alla loro cultura e alla nostra cultura, perché oltre ad imparare una lingua hanno bisogno di integrarsi e per integrarsi hanno bisogno di conoscere meglio la cultura e il patrimonio di ogni paese, perché è più facile per loro incontrare altre persone e altri rifugiati. Ad esempio, abbiamo molti migranti rifugiati ucraini, ma loro non sanno nulla degli altri rifugiati, quindi possono incontrarsi, costruire un luogo di incontro e di integrazione. Place for meeting and for integration. È un progetto decisamente interessante, anche perché diciamo il panorama delle città europee è cambiato molto e si è arricchito con l'arrivo di persone provenienti da contesti diversi e da paesi diversi e in effetti conoscere la lingua del paese in cui si va ad abitare è molto importante perché aiuta anche a costruire nuove relazioni con la popolazione locale, ma anche a comprendere meglio il paese in cui vivono, anche dal punto di vista burocratico. E ho letto nel progetto che state in qualche modo organizzando alcune attività incentrate proprio sulla vita quotidiana, giusto? Quindi quali sono le attività principali che state realizzando in questo momento nei musei o nel progetto per sviluppare in qualche modo, insegnare la lingua a questi nuovi migranti e rifugiati? In the fourth part of the project, Nella prima parte del progetto abbiamo effettuato una sorta di test, abbiamo già provato
13 attività che possiamo utilizzare nei musei per l'apprendimento delle lingue. Utilizziamo, non so se conoscete, la tecnica di apprendimento delle lingue CLIL, ma abbiamo anche sviluppato alcune attività come ad esempio la caccia al tesoro botanica. Faccio ora qualche esempio: esploriamo la natura, impariamo i nomi delle piante, creiamo storie sul nostro paese e sul paese dei rifugiati, perché si può scoprire così che abbiamo gusti simili, piante simili, ricette simili e in questo modo loro possono imparare le parole di base relative al cibo o alle ricette. Un'altra attività è, ad esempio, dato che non pensavamo che tutti i paesi e tutti i musei avessero dei musei all'aperto, abbiamo creato un gioco sulla città e proviamo a orientarci nella città insieme a loro, a insegnare loro le direzioni, usando in questo modo la comunicazione nella vita reale, perché è questo ciò di cui loro hanno davvero bisogno, la comunicazione appunto nella vita reale. Inoltre dovete anche sapere che hanno diversi livelli di lingua, perché alcuni di loro conoscevano già un po' di lingua, il rumeno, visto che parliamo appunto in questo caso della lingua rumena, e per quelle persone è più facile creare una storia, ad esempio, sulla loro vita, prima e dopo essere diventati migranti o rifugiati. E abbiamo sviluppato delle cacce al tesoro raccontando loro degli aneddoti sul museo, sulla nostra cultura, ma devo precisare che dipende tutto dal loro livello di lingua. E ad esempio al Museo Etnografico della Transilvania cosa state facendo concretamente? Che tipo di attività avete già sperimentato o magari realizzato negli scorsi mesi? Abbiamo già sperimentato la caccia al tesoro botanica, come dicevo, e abbiamo sperimentato poi un'altra attività che si chiama Curator for Tomorrow, in cui vengono scelti oggetti del nostro museo e si prova a creare una storia relativa a quell'oggetto, ma attraverso le loro storie locali. Poi si realizzano alcune schede, alcune cartoline, alcune frasi molto brevi su quell'oggetto, sui vestiti o su qualsiasi cosa del nostro museo, in modo che imparino a conoscere il patrimonio e la nostra cultura. Inoltre, prima di Natale abbiamo insegnato loro i canti natalizi, alcune tradizioni rumene legate al Natale e abbiamo anche organizzato il gioco in città, come dicevo, perché è molto utile per ogni paese, per ogni città in cui ci sono appunto rifugiati o migranti. E alla fine di questo periodo di prova abbiamo sviluppato un manuale per gli studenti, ma anche per gli educatori museali e curatori dei musei, in cui abbiamo descritto tutti i metodi sperimentati, tutte le tecniche che possono utilizzare e adottare in ogni museo o per ogni categoria di migranti. Noto che insomma questo progetto ha visto un forte coinvolgimento di migranti e rifugiati. Avete avuto molte adesioni? In tutti i paesi abbiamo avuto 600 partecipanti, in Romania ne abbiamo 200. Inoltre abbiamo partecipanti dall'Ucraina, dallo Sri Lanka, dal Pakistan, dall'Afghanistan, perché negli ultimi 2 o 3 anni le cose sono cambiate in Romania. Prima infatti si notava che i migranti utilizzavano la Romania solo come un paese di transito verso l'Europa, verso la Germania, l'Italia, la Spagna. Ma negli ultimi 2 anni abbiamo avuto un tasso di migrazione molto molto più alto qui nel nostro paese. Non so, forse perché trovano più opportunità di lavoro o perché si sentono più al sicuro in Romania o forse cercano stabilità e una vita serena. Quindi ecco perché non so se avremmo potuto parlare di migrazioni in Romania, diciamo, 10 anni fa, ma ora abbiamo molte persone che vengono qui e qui restano. Ed è per questo che è molto molto importante per noi come museo, perché siamo un'istituzione pubblica e perché abbiamo visto che altre istituzioni, non so, come l'ufficio del sindaco, le istituzioni governative, sono in qualche modo sopraffatte da questo alto livello di migrazione e quindi hanno bisogno di aiuto. Come posso capire, anche il museo in qualche modo può dunque diventare un luogo sicuro dove tornare anche in futuro dopo aver svolto queste attività.
Non so se magari avete notato che alcuni dei partecipanti alle volte dopo aver preso parte a queste attività sono poi tornati al museo magari con le famiglie, con gli amici, solo per fare magari una visita guidata o semplicemente per passare del tempo assieme. Yes, they Sì, tornano come back perché devo because dirti che they. il nostro museo ha due I sedi. have to talk Abbiamo un tell you edificio that con la mostra principale, ma abbiamo anche un grande, grandissimo museo all'aperto che è molto accogliente in cui possono fare delle attività. E l'ingresso è gratuito per i migranti rifugiati, quindi possono davvero usare questo luogo per fare dei picnic o per semplicemente stare in compagnia, incontrare altre persone ed è molto molto interessante perché è stato un piacere per noi accoglierli. La comunità africana, ad esempio, della nostra città ha suggerito di fare un'attività a maggio, quando non so se in Italia sia già successo, ma la notte dei musei, il museo è aperto fino a mezzanotte e organizzeremo con loro una notte africana al museo con canti e cibo e penso che abbiano sentito che li stiamo sostenendo e per noi è qualcosa di positivo perché in qualche modo possiamo mostrare alla comunità che la loro cultura e i loro valori culturali sono importanti e in qualche modo possiamo mostrarli e integrarli nella comunità perché sono davvero ogni cultura e ogni patrimonio sono importanti, ma se non offriamo loro dello spazio o il luogo in cui mostrare la loro cultura, beh, non hanno posti dove farlo perché possono mostrarla al lavoro, possono mostrarla in città, ma il museo penso sia il posto migliore per loro per integrarsi nella comunità. integrate in the community. Sì, in questo senso i musei e il patrimonio culturale potrebbero giocare un ruolo molto importante nel fungere, in un certo senso anche da ponte tra la cultura locale e la cultura del paese di origine di tutti i migranti. Potrebbe diventare a tutti gli effetti anche uno spazio creativo dove magari costruire relazioni che potrebbero durare più a lungo, non necessariamente relazioni di lavoro, ma relazioni sociali che in qualche modo possono continuare anche nel futuro. Pensa che i risultati siano promettenti, i risultati che state raccogliendo in questo momento in tutti i diversi musei, anche negli altri paesi che stanno sviluppando questi progetti, ovvero i partner, i risultati sono promettenti o no? Until now, Finora i risultati sono promettenti perché procediamo con calma e dopo ogni fase del progetto cerchiamo in qualche modo di ottenere un riscontro positivo dalle università o da altri specialisti nell'insegnamento delle lingue, perché come sapete non siamo insegnanti di lingue, siamo curatori di musei, operatori museali, ma visto che vogliamo che i nostri risultati siano ottimi e possano essere utilizzati in tutti i paesi europei, abbiamo chiesto una valutazione a diverse università e finora abbiamo ricevuto solo feedback molto positivi. E inoltre i feedback positivi sono arrivati anche dai migranti, abbiamo ricevuto richieste da altri insegnanti di lingue o da altre classi di lingue che in qualche modo accolgono i loro studenti nel nostro museo e proviamo questa educazione non formale della lingua. Ora stiamo lavorando sodo su una guida alle migliori pratiche che speriamo di finire, credo, intorno a giugno e poi invieremo la valutazione ad un esperto e poi potremo inviarla ad altri musei e penso questo sarà il prodotto del nostro progetto. Poiché non pensiamo solo ai migranti ma anche ai visitatori locali, stiamo sviluppando un valore aggiunto al progetto, una sorta di gioco urbano, ma legato al periodo medievale contemporaneo, che tradurremo poi in molte lingue, in rumeno, in italiano, in inglese e francese, e che sarà utilizzato non solo dai rifugiati ma anche dai visitatori. Quindi penso che sarà un interessante. Sì, diciamo che la cosiddetta gamification del patrimonio culturale, della storia del paese, sia una cosa decisamente interessante. Credo che soprattutto oggi sia importante coinvolgere anche le nuove generazioni in questi processi, e anche perché immagino che i migranti e i rifugiati che arrivano in Romania oggi non abbiano tutti la stessa età e sicuramente adattare le attività anche alle diverse età dei migranti credo che sia vantaggioso. Ad esempio, immagino che i bambini abbiano delle esigenze diverse rispetto agli adulti.
what we figured out Quello che during abbiamo testing capito that durante i test children, è che because i bambini, we noi ci are occupiamo addressing principalmente mostly dell'istruzione degli to adulti, education, ma sapete but che durante la settimana lavorano, quindi la fase dei test linguistici si svolge il sabato e la domenica nel nostro museo e quindi molto spesso vengono con i loro bambini e abbiamo notato che questi sono molto molto aperti e sicuramente d'aiuto alle loro famiglie perché in qualche modo imparano le lingue più facilmente rispetto ad esempio al nonno o alla nonna. E un'altra cosa che abbiamo notato è che sicuramente molto interessante riguarda gli uomini, ad esempio, perché sapete che loro vengono in Romania per trovare un lavoro e poi solamente una volta che hanno trovato una stabilità e anche una sicurezza decidono di portare le loro famiglie. E sicuramente il fatto che possano portare qui in museo le loro famiglie, le mogli e i figli per imparare la lingua è una garanzia anche per loro. Quindi penso che si sentano al sicuro sapendo che qualcuno si prende cura di loro. knowing that someone take care of them. Beh, penso che in questo caso il museo abbia in qualche modo raggiunto il suo vero obiettivo, ovvero portare le famiglie al museo e diventare in questo modo un luogo sicuro per loro e dove possono sentirsi a loro agio. Quindi il progetto, terminerà quest'anno o continuerete con altre attività anche in futuro? The project will end in October, but and this is Sì, il progetto terminerà a ottobre, ma, e questa è la prima volta che lo dico, abbiamo in qualche modo scritto la seconda parte del progetto e quindi se otterremo i finanziamenti organizzeremo un grande evento per i migranti in Polonia il prossimo anno. Se tutto andrà bene, in quell'evento porteremo migranti da tutti i paesi, compresa l'Italia perché vogliamo realizzare un'importante attività europea e penso che in qualche modo sarà la grande conclusione del nostro progetto. Quindi speriamo di ottenere i finanziamenti e naturalmente di riuscire a realizzarlo. Sono molto contenta che ci abbia, parlato di questa iniziativa inedita, diciamo, anche perché credo sia importante diffondere questo progetto che state realizzando anche in altri paesi europei, appunto in Italia, in Francia, in Germania, anche perché il modello che state creando in qualche modo potrebbe essere poi utilizzato e applicato nei musei degli altri, paesi europei, oppure ad esempio anche qui in Friuli, nella nostra, regione. Credo che sia di notevole importanza, viaggiare, andare in giro, diffondere questo progetto, incontrare anche le altre istituzioni, raccontare loro e condividere con loro cosa state facendo e sicuramente condividere anche i risultati che state ottenendo per far capire che tutte queste attività funzionano e sono richieste dai migranti. Quindi penso che questo progetto, che state in qualche modo costruendo e anche concludendo adesso sarà, molto stimolante. yes, we are very Sì, siamo glad molto somehow contenti that di poter aiutare in qualche modo perché sono davvero delle they persone are molto really buone, hanno bisogno solo di very un po' good di attenzione, persons, di and qualcuno che dedichi they loro just del need tempo some e insegni attention, loro and cose che non conoscono ancora sul nostro the paese. this our country. Esatto, e in qualche modo penso che i musei forse ancora non comprendono appieno il potenziale che hanno in questi, processi, che è molto grande, come hai avuto modo di raccontarci anche ha avuto modo anche lei di raccontarci oggi. Grazie mille Andrea per questa intervista, siamo molto felici di diffondere, con i al nostro pubblico il vostro progetto perché credo sia molto importante anche per tutti noi comprendere quali possano essere le potenzialità anche dei musei del patrimonio culturale in generale oggi. Yes, because it's Sì, important perché è that importante che i museums be musei a place where diventino un people luogo dove le persone possono incontrarsi e dialogare, non solo dei contenitori per mostrare il nostro patrimonio, anche se quello è il ruolo principale ed è importante. In questo siamo sicuramente d'accordo e stiamo tutti lavorando per raggiungere questi nuovi obiettivi e sviluppare, tutti questi nuovi approcci. Grazie mille ancora Andrea per questa intervista.
Grazie mille, quando avrò il prodotto finale del nostro progetto sicuramente ve lo condividerò. Grazie ancora molto e a presto. Grazie, arrivederci. Bye. Quella che avete appena ascoltato è la puntata conclusiva del podcast a cura del Museo Etnografico del Friuli, realizzato nell'ambito del progetto Qui altrove Migrazioni d'oggi in Friuli con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Abbiamo ascoltato voci, testimonianze, racconti di esperienze, progetti e vite, in un viaggio che ha voluto approfondire il tema della migrazione, indagato sotto vari aspetti. Chiudiamo qui il percorso, lasciando spazio a nuove domande, prospettive e narrazioni, perché in fin dei conti ognuno di noi ha una storia di migrazione da raccontare.